nuovi giocattoli. Pensa che sono venuto a sapere che quella che mi è venuta addosso, che mi ha mezzo distrutto il camper, non era col telefonino, era col computer. C'era col computer nel sedile in parte. Next level proprio, guarda. Anche quando ci buttiamo via, per rabbia o per vigliaccheria, per un amore inconsolabile, anche quando in casa è il posto più invivibile e piangi e non lo sai che cosa vuoi. Credi, c'è una forza in noi, amore mio, più forte dello scintillio di questo mondo pazzo e inutile, è più forte di una morte incomprensibile e di questa nostalgia che non ci lascia mai. Quando toccherai il fondo con le dita, a un tratto sentirai la forza della vita che ti trascinerà con sé. Amore, non lo sai, vedrai una via di uscita c'è. Anche quando mangi per dolore e nel silenzio senti il cuore come un rumore insopportabile e non vuoi più alzarti e il mondo è raggiungibile, anche quando la speranza oramai non basterà. C'è una volontà che questa morte sfida la nostra dignità, la forza della vita che non si chiede mai cos'è l'eternità, anche se c'è chi la offende o chi le vende l'aldilà. E quando sentirai che afferra le tue dita, la riconoscerai la forza della vita che ti trascinerà con sé. Non lasciarti andare mai, non lasciarmi senza te, anche dentro alle prigioni della nostra ipocrisia, anche in fondo agli ospedali, nella nuova malattia, c'è una forza che ti guarda e che riconoscerai, è la forza più testarda che c'è in noi, che sogna e non si arrende mai. Uccia gallina, zappa gallina, bella gallina, ara galline, Se ti piace l'avventura, su cavalca tenere. 10-20 punti di sutura, te li becchi anche te. Attenzione, e mentre dico attenzione, arete che posticini a Mulino Bianco. Allora, ti sto facendo i video per il semplice motivo che questo non è il tracciato dell'altra volta, questo è un altro, questo è completamente diverso. Sono andato a Martignacco, dopo da Martignacco ho seguito una traccia, diciamo, che ho trovato, mi sembrava valida. Di più o meno 25 km partendo appunto da Martignacco, quindi poi anche la strada dall'area camper di Fagagna a Martignacco. Sono giri che ovviamente ti straconsiglio perché le zone di Fagagna, San Daniele e Arcano, c'hanno tutti questi sentierini qua da Mulino Bianco, che adesso c'è anche nuvolo, spegne un po' i colori, no? Però se a te piace quell'alchimia di verde, steratino, celeste, no? Azzurro del cielo con le nuvole bianche, cioè, questo è proprio lo scenario collettivo che vedi nelle pubblicità, no? Ma a parte questo, cosa volevo dire? Ah sì, non mi ci trovo proprio col Garmin, quindi oggi è l'8 settembre, se vuoi la traccia la trovi su Komoot nell'8 settembre 2024, però ci sarà un disastro perché il Garmin mi sta facendo impazzire, quindi dai miei prossimi giri ci sarà la navigazione con l'app Komoot, che è fantastica,
non canna niente, anche la vista satellite, scusa, su un monitor grande è tutta un'altra roba. Mi porterò via il power bank e questo comunque è il computerino della bici. Qui vedo i chilometri percorsi, vedo la batteria della bici, vedo tante cose, capito? Quindi niente, utilizzerò il telefono, porca troia, anche perché adesso con l'aggancio qua all'SP Connect è veramente una figata unica. Boh, dai, andiamo avanti, basta ciacque. Voglio, Shimsho, aio. Questa traccia è un po' gravel, non nel senso che è grave e problematica, nel senso che c'è parecchio asfalto esterrato e per quel po' di fuoristrada, tra virgolette, pesantino, al massimo scendi un attimo dalla bici nei punti critici, che fa anche rima, quindi... Sogno un cimitero di campagna, io là, all'ombra di un ciliegio in fiore senza età, per riposare un poco 200 o 300 anni, giusto per capirti più e placare gli affanni. Sogno al mio risveglio di trovarti accanto, intatta con le stesse mutandine rosa. Ora come funzionano i miei puntini, mi vado su Google Maps, ecco qua dove sono che c'è il rubinetto è qui, tengo premuto qui, salva, no colonnina, acqua, ho 389 rubinetti. Idem per i parcheggi, questo è un ottimo parcheggio del Campras, mi salvo anche a questo, quello in parte è la chiesa del Martignacco che ha rubinetto. I posti sono ovviamente bellissimi come ti ho già detto, la traccia non è niente di che, c'è molto di meglio qua in zona, comunque vabbè vedi, meglio di niente si suol dire, no? E vedi anche discorsi bike che io dico sempre, oggi non ho voglia di andare in giro, ho detto non vado, allora tieni conto, 10 andare fino a Martignacco, 22 di traccia, sono già 32 km, per 2 64 km, cioè i bike finché vuoi, ma sono comunque 64 km di pedalata, piuttosto di niente, piuttosto di star chiusi dentro in camper, hai capito perché spingo sempre sulle bike, ragazzi, infatti. Ai ai.